Vai Isabella, è il tuo referato. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per la vostra presenza. Siamo qui con Pierluca Donin, direttore di Arte Ven, direttrice artistica del Centro Formazione Danza Francesca Serafini, i maestri Vianelli Gabriele e Pietro Perini per l'Associazione Lirico Musicale Clodiense. Siamo qui insieme per presentarvi la proposta culturale 2017, che avrà diciamo, come eventi principali la proposta Sogno d'estate, teatro, musica e danza di Arte Ven e il Festival estivo Musica in Laguna d'Arte dell'Associazione Lirico Musicale Clodiense. Come prima anticipato il nostro sindaco, per la nostra amministrazione questo calendario di eventi è un vanto, una proposta completa che spazia quindi dal teatro alla musica alla danza. Ringraziamo quindi subito le associazioni coinvolte, Arte Ven, l'Associazione Lirico Musicale Clodiense e il Centro Formazione Danza per le loro offerte che ogni anno si rinnovano con l'obiettivo comune che è quello di riqualificare e far rivivere la nostra bellissima città, per farla conoscere sia a livello culturale ma anche come promozione del territorio. Che dire, partiamo da Sogno d'estate 2017, un programma promosso da Arte Ven che si presenta con un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgerà sia i più piccoli che i più grandi e avrà inizio il 19 giugno. Ci saranno appuntamenti dedicati ai bimbi come le favole sul ponte e i piccoli inchiostri e delle storie raccontate in due punti bellissimi della nostra città, che è il ponte da Vigo e il chiostro del museo della Laguna Sud. Anche quest'anno verrà riproposto per la seconda edizione Dall'alba al tramonto, che quindi ci sarà un'alba in spiaggia o in diga, poi sicuramente mozzafiato, e il concerto al tramonto dell'Associazione Lirico Musicale Clodiense. Grande novità di quest'anno è la Città delle Baruffe. Con Pierluca ci siamo trovati da subito quest'inverno, eravamo un po' indecisi sul nome, tra Città delle Baruffe o Città dei Goldoni. Credo che siate d'accordo con me che Città delle Baruffe ha sicuramente più un effetto e un impatto immediato. Cosa consiste? Innanzitutto è un progetto, possiamo dire, non sperimentale, però è un primo passo, perché accanto all'appuntamento principale che riscuote un enorme successo ed è giunto alla 21ª edizione, quindi delle Baruffe in Calle, di affiancare questo appuntamento, che ripeto, di enorme successo, apprezzato non solo da Chioggia ma anche fuori Chioggia, di impreziosirlo con altre manifestazioni e eventi che rendano omaggio al drammaturgo veneziano di Goldoni. Ci saranno delle favole sul ponte, quindi dedicate all'autore per i più piccini, e 3 appuntamenti nuovi in una location nuova che è Piazza Duomo, con la Locandiera l'8 agosto, il 9 agosto una delle ultime sere di Carnovale e il 10 agosto le piccole baruffe fatte dai bambini. Quindi credo sia un programma davvero che coinvolge dai più piccini ai più grandi.